Siccome il tempo non è mai abbastanza ed è il tema che tocca a questa tornata, era i 7 problemi più gravi del mondo correlati al consumo della carne, volevo accennare brevemente. Su questo tema 2 o 3 anni fa abbiamo organizzato a Roma, in Campidoglio, un convegno per trattare questi temi, organizzati da me e dalla mia associazione. I 7 problemi più gravi del mondo correlati al consumo della carne. E noi, attraverso relatori di alto livello, abbiamo dimostrato questo, attraverso statistiche, attraverso indagini scientifiche, eccetera, eccetera. Quali sono i 7 problemi più gravi del mondo, secondo voi? Innanzitutto la salute, no? Abbiamo detto che la salute, che per esempio pochi sanno che nel 1930 circa, moriva una persona su 30 di infarto. Oggi ne muore 1 su 2 di infarto oggi. Allora nel 1900 circa il cancro era una cosa molto rara, se non addirittura sconosciuta. Oggi una persona su 3 muore di cancro e le prospettive sono che quanto prima 1 su 2 muore di cancro, morirà di cancro. Insomma, sotto l'aspetto salutistico le cose sono allarmanti: l'ipertensione, l'obesità, il diabete stanno flagellando l'intera umanità. E ha voglia a dire i medici e i nutrizionisti di turno della televisione che la vita media si è allungata nonostante l'inquinamento, l'avvelenamento di tutti? Non si è allungata la vita, si è allungato l'ultimo periodo della vita dell'uomo che la medicina ufficiale riesce a portarti avanti per 10-20 anni tra un ospedale e l'altro. Si è allungato il periodo, ma non la qualità della vita. Riescono a tenere in vita anche le mummie, ma non per questo è aumentata la qualità della vita. Quindi sotto l'aspetto salutistico, proprio gli istituti più accreditati, più seri di qualunque estrazione di ogni parte del mondo confermano giornalmente che se uno vuole vivere a lungo e senza malattie deve smetterla di mangiare animali. E su questo ci sarebbe da fare tutta una conferenza, ma mi tocca andare avanti. Il secondo problema è quello della violenza. Allora, la biochimica dei neurotrasmettitori è in grado di dimostrare scientificamente le radici alimentari dell'aggressività umana. Quando si mangia la carne aumenta un amminoacido, la tirosina, nel nostro cervello e di conseguenza la dopamina e l'adrenalina, che sono i 2 neurotrasmettitori responsabili della grinta e dell'aggressività tipica degli animali predatori. Insomma, la carne è un alimento adatto agli animali predatori, agli sciacalli, alle tigri, ai leoni, ai serpenti, che serve proprio a loro, perché se non hanno questa carica di aggressività e di violenza non mangiano e scompaiono. Però, essendo questo alimento che dà questa aggressività agli animali, la trasmette pure all'uomo. E quindi non solo la carne trasmette solo questo, ma trasmette il terrore dell'animale durante la macellazione, il dolore dell'animale, l'adrenalina, la putrescina, la cadeverina, l'istamina, l'indolo, lo scatolo, eccetera, eccetera, contenuto, sono tutte sostanze terribili per il nostro organismo. Quindi l'angoscia di tutte le persone adesso moderne, l'ansia, gli attacchi di panico, da dove vengono? Vengono proprio dal fatto che la carne, il pezzo di carne, è intrisa di dolore, intrisa di terrore dell'animale quando viene macellato. E mi tocca andare avanti di corsa. Diceva, allora, Socrate, hanno organizzato una cena e Glucone, il suo allievo, gli chiede perché Socrate ha escluso dalla dieta, dalla cena, la carne. E Socrate spiegava, dice: guarda che per avere la carne bisogna allevare gli animali e gli animali hanno bisogno sempre di nuovi pascoli, e per dare nuovi pascoli agli animali che alleviamo dobbiamo invadere i paesi vicini, e da lì nascono i conflitti armati e la guerra. Quello che sta succedendo sarà terribile. Guardate che le prospettive sono terribili. Il 70% delle terre coltivate, il 70% viene coltivato per produrre alimenti per gli animali.
E adesso soltanto il 20% dell'umanità mangia la carne. Quando dovremmo raddoppiare il numero della carne, no? Perché tutti i paesi in via di sviluppo, la Cina, l'Africa, l'Asia, questi paesi poveri, vorranno avere la carne dei paesi ricchi, perché la carne è considerata uno status di simbolo di benessere economico. Che cosa succederà? Che tutte le terre coltivabili saranno invase di alimenti per animali, per cui la mela succederà che dovrai pagarla a peso d'oro se la trovi, e saranno dolori per tutti. Poi un giorno invece succederà che gli esseri umani diventeranno saggi, equilibrati, sapranno rinunciare al piacere della cola, perché saranno finalmente diventati lungimiranti, saggi, sensibili, equilibrati, eccetera. Quindi i terreni saranno coltivati a verdura e frutta. Tanto per notizia, ricordatevi che su uno stesso terreno in cui può vivere un carnivoro, possono vivere 5 vegetariani oppure 30 vegani. Quindi un carnivoro consuma in media, si è fatto un calcolo, circa almeno 10 volte più energia e più sostanze del pianeta di quanto non ne consumi un vegetariano. Quindi c'è l'aspetto, diciamo, abbiamo visto salutistico, c'è quello etico, quello della violenza umana, no? Eppure qui ci sarebbe da fare tutta una conferenza a parte. C'è quello dell'energia, sapete, no? L'energia adesso manca dappertutto, non si sa più dove reperire l'energia. Pochi sanno che un terzo dell'intera energia prodotta in Occidente viene assorbita dall'industria della carne. Tutti sanno quanto sia importante l'acqua nel mondo, che è un bene che sta scomparendo. I pozzi, specialmente i pozzi dell'Africa, no? Si stanno disseccando. Quanto sia importante l'acqua, che è stata sempre un motivo di sventure, di contrasto, di guerre, anche l'acqua. Ebbene, pochi sanno che per produrre un solo chilo di carne di manzo di allevamento, dico 1 chilogrammo, non una tonnellata, ci vogliono 100.000 litri di acqua potabile circa, per irrorare i campi che mangiano gli animali, per pulire le stalle, per abbeverare gli animali, eccetera, eccetera. Quindi, in sostanza, morale della favola, chiunque mangia la carne, non vogliamo fare, diciamo, un terrorismo ideologico, no? Questo, però sono dati che uno in qualche modo deve conoscere e poi si regola di conseguenza, insomma, non è che noi diciamo quello che dobbiamo dire, come stanno le cose, e poi ognuno fa quello che vuole, insomma, no? Però ognuno deve sapere che ogni volta che mangia una bistecca soltanto, sta sacrificando almeno 3 kg di grano, tra grano, soia, orzo, almeno 3 kg, 3-4 metri quadrati di foresta, 2-3 litri di petrolio, e a parte poi tutto ciò che ne consegue, l'inquinamento della terra, del mare, dell'aria, del suolo e così via. Poi tutto ciò che riguarda anche le cure mediche che bisognerà poi affrontare, quindi sapere che il 75% delle spese mediche in Italia o in Europa, per esempio, vengono assorbite per cercare di neutralizzare gli effetti negativi della cattiva alimentazione. Sono delle cifre spaventose. Il 12-15% circa del PIL interno lordo negli americani viene impegnato per cercare, tentare di neutralizzare gli effetti negativi della cattiva alimentazione. Il disboscamento, no? Il 75% della foresta amazzonica è stata distrutta per far posto ai pascoli, agli allevamenti intensivi, perché hanno bisogno di pascoli. Sulla terra ci sono circa 2 miliardi di animali di grossa mole tipo manzo, 13 miliardi, adesso non mi ricordo, di suini, eccetera, insomma complessivamente gli esseri umani ammazzano e mangiano circa 50, 60, 70 miliardi di animali ogni anno nel mondo, esclusi i pesci, escluse le cozze, esclusi gli animali di piccola mole.
50-70 miliardi di animali. Quindi questo vuol dire che siccome una mucca consuma derrate quanto 12 persone, ogni mucca consuma derrate alimentari quanto 12 persone, questo vuol dire che sulla Terra non siamo 6 miliardi quanto qualcuno pensa, siamo 6 miliardi più tutti questi altri animali che noi produciamo alimenti che sarebbe utile che mangiassero gli esseri umani e invece diamo agli animali 10 per avere in cambio uno che tra l'altro ci fa anche morire. Grazie.